È tutto pronto, si comincia, ultimo match di questa serata, è arrivato finalmente il big match fra il Montini e il Vittorio Veneto. Aspettiamoci davvero tanto spettacolo da due squadre che stanno regalando tantissime emozioni anche in questo campionato, una classica della Lega Scuole Superiori. E allora davvero mettetevi comodi perché siamo già subito con il primo minuto che sta andando via di questa partita che davvero sicuramente regalerà tantissimo spettacolo, come sempre. Parte subito Galizia sulla sinistra, il tocco dentro, non riesce a concludere in porta Cotatelucci, allora è Alberici che spazza, tanti assenti tra le file del Montini oggi. Parte Biondi con l'esterno, il tocco per Galizia che si ferma, la lascia lì per il destro di Lucini che non c'entra la porta davvero d'un soffio. Facile, non gioca ora solo. Peccato, torna. Porta. Sono biondo. Sì, tutta. Lucini ancora per Galizia che rientra sul destro, attaccato Galizia, la lascia lì di nuovo per Lucini, pallone buono per Biondi che è costretto ad arretrare, si torna dunque dal solito Lucini che sbaglia l'appoggio, allora è buono per Alberici che cerca di andare via, non ci riesce perché è perfetto anche in chiusura Lucini, poi Cotatelucci, serve Galizia che si ferma, prova a partire adesso Galizia, attaccato, gli portano anche via il pallone, poi scivola sempre, il campo è davvero molto bagnato, sta piovendo ininterrottamente da questa mattina sul pala 1, poi Lucini deve caricare il destro, non lo fa, prova a partire in slalom, è buono per Galizia e poi con l'esterno Galizia per Lucini che non può sbagliare e allora ancora in gol il Vittorio Veneto, primo gol di questa serata, 1-0. E allora si chiude qui il primo tempo regolamentare, il Vittorio Veneto a sorpresa non sta riuscendo a dilagare, soltanto una rete nei primi 20 minuti contro un Montini che pur con gli uomini migliori probabilmente non sta davvero sfigurando, allora auguriamoci davvero il meglio anche per il secondo tempo. Rimessa laterale, batte Tavano per Alberici con l'esterno all'indirizzo di Falaschi, interviene ancora Lucini che stava disputando una partita perfetta, poi Biondi prova ad avanzare adesso il Vittorio Veneto e Bellini si fa vedere subito anche in questo secondo tempo, appena entrato Bellini che era arrivato con un leggero ritardo, riesce subito a portare in vantaggio per 2-0 i suoi. E si rialza ancora Galizia per Lucini, palla deviata ancora una volta da Coppi. Lucini cerca Galizia con il tacco, Galizia per una palla straordinaria che trova Biondi, non sbaglia Biondi, palla sotto il 7, allora eccolo il 3-0 del Vittorio Veneto. Adesso Lucini ancora sulla sinistra, calcia Lucini adesso, il Vittorio Veneto sta davvero dilagando, c'è gloria anche per Lucini, palla nell'angolino, 4-0. No, sulla biondo. Torna. Tommy, fatti vedere. Sì? Che da Palice, Interviene Tavano in fase di interdizione, ancora lui può calciare, invece serve Falaschi e poi non va alla conclusione, finisce a terra. Fischia il direttore di gara, sarà calcio di rigore dunque per un Montini che quasi non ci sperava neanche più. C'è l'occasione adesso per accorciare le distanze, portarsi sul 4-1 anche se i minuti da giocare sono davvero pochi adesso. Tavano contro Polizzotto, batte Tavano, colpisce Polizzotto, rigore battuto malissimo questo da Tavano, Polizzotto era semplicemente lì, ha dovuto solo respingere e allora tutto da rifare, si rimane dunque sul 4-0. Bellini controlla e calcia col mancino. Arriva il triplice fischio del direttore di gara, un bellissimo match giocato ad altissima intensità da entrambe le squadre, vince il Vittorio Veneto per 4-0, anche un rigore sbagliato per il Montini che comunque doveva contare, non ha contato su numerose assenze. E allora da Davide Miani è tutto, grazie e alla prossima.